Grazie. Point. Yes, dear, please. Tutto ok. Prego. È solo della... Pronto? del coso. Allora, sopra, scusa un secondo, sopra troverete la cartella stampa di FIBA Europe, questo è un altro folder con, diciamo, un'introduzione al sorteggio. Eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno, come va? Bene, bene, grazie. Sì, bene, grazie. Benvenuti, buongiorno. Ciao. Ciao. Bene? Sì, come no, come stai? Potete prendere un folder? Sì, salite pure. Mousse, abbiamo una mousse. Sì. No, ma non mousse, non sappiamo. Hai anche le riprese? Certo. No, Filippo Bernardi, allora lui viene. Oui, D'accord, voilà, mais je vais le garder avec moi pour le donner là-haut. Là. Oui, oui, très bien, d'accord. Donc ça, Ça, c'est les... ouais, je vais en prendre dans la main. Non, non. C'est tout dedans. D'accord, très bien. Anche stavolta ce l'abbiamo fatta. La presenza del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il dottor Petrucci, che ancora una volta come amico del basket ha voluto essere presente. Come dissi già un anno fa, fu quasi una scommessa con Nat Zanolin, segretario generale, per organizzare un draw dei campionati giovanili qui a Venezia. Ora, dopo un anno, ritorniamo a Venezia con un grande sorteggio dove addirittura vediamo la presenza di decine di delegati provenienti. Ringrazio il comitato organizzatore, il comitato regionale nella persona del suo presidente Eugenio Crotti per la perfetta organizzazione. Ringrazio anche il Comune di Venezia che si è affiancato in questa organizzazione e sono certo che sarà una giornata importante per il basket europeo e sicuramente è un impegno della federazione a che questa manifestazione possa anche diventare un appuntamento fisso nel panorama europeo. To extend thanks to Eugenio and the Federation for all their work and the Comune, the municipality of Venice for all their work and their effort in order to host this event, which we hope will become a permanent event every year. Anch'io, good luck for draw. Good luck, of course. Con grande piacere che sono qui a portarvi il saluto dello sport italiano e rivedo con altrettanto grande piacere il mio amico Giorgio Vasilakopoulos, che nel periodo di mia assenza è diventato presidente di FIBA Europe, con un altro amico, Nat Zanolin, direttore generale. Qui c'è il basket italiano con Fausto Manfredi del Consiglio federale, ma c'è il basket europeo, vedo tanti amici presidenti che io avevo lasciato, per cui non solamente in Italia ci sono tante vecchie facce, anche nel resto dell'Europa ci sono tanti amici che sono rimasti. There are so many friends, it's almost impossible to count on so many friends that have become presidents and figures of importance, and it's nice to meet them all over again. Oggi è una data importante perché questa bella organizzazione di FIBA Europa, che oggi è una bella realtà e non era facile costituirla, oggi procede a un sorteggio che è molto importante per il presente e il futuro del basket italiano, uno sport che mi ha sempre visto tra i primi tifosi, perché io dico sempre che chi ama il basket è intelligente. Today is an important day because there's a draft which is taking place. And of course, he's also said that basketball for him has always been a sport which is very intelligent. Ecco, io non so se il progetto che ho letto dai giornali avrà pratica attuazione, che è quello di una franchigia in Europa o in una città italiana dell'NBA. Io dico che la forza del basket è perché c'è
una Europa che conta, c'è un mondo del basket che conta e ci sono queste due sigle importantissime, per cui io, sapete, la mia teoria, la mia filosofia è che il basket europeo sia compatto e seguiti a lavorare compatto, e non so se questo progetto andrà avanti, però si sappia che lo sport italiano è vicino a queste organizzazioni che stanno a questi bei livelli, per cui voglio che si mantenga questa organizzazione unita. The important thing in European basketball is not only just to bring basketball to the European cities, but rather to emphasize the importance of European basketball and to maintain such a strength. Io vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dato, vi auguro un grande in bocca al lupo e voglio fare però grandi complimenti a Eugenio Grotti che ha organizzato in questa straordinaria città una manifestazione di questo livello con tanti delegati ai quali va il mio saluto, il saluto dello sport italiano. In bocca al lupo per il sorteggio. Huge thanks to Eugenio for all his organizational skills and everything, all the effort that he's put through in this event. Of course, he wants to thank for all the attention and all the effort that is put through in this. Well, good afternoon. I guess we're ready to start. Thank you for the kind words, Gianni. Gianni, Fausto. It's really nice to know that the Italian Federation is close to FIBA Europe because you're a very important federation for us. Before I start, I have some sad news. It really hurts me because something very tragic happened. Some of you may know, some of you may not know, but 2 days ago we lost a very dear friend, Peter Klingbeil, who was the Secretary General of the German Federation, President of the Competitions Commission, and also a very valued and valuable board member. So if you please stand up for just a minute and dedicate it to Peter. Peter, we love you and God bless. Okay, now we're ready to start. First of all, I'd like to repeat the words that were said by all the previous speakers. It really is wonderful to see so many people for our draw. It's beautiful Venice, and for your information, we just made kind of an agreement back here. We shook some hands, and it's most probable that we will be back here next year. Bigger facility, more people, and better everything. So thank you, Fausto, thank you, Eugenio, thank you, everybody, and we're looking forward to be back next year.